L'Ater di Venezia mette 9 appartamenti a disposizione degli agenti di polizia penitenziaria della casa circondariale di Santa Maria Maggiore e della Giudecca. La firma della convenzione tra il presidente Fabio Nordio e il direttore del carcere Enrico Farina è avvenuta proprio nel penitenziario maschile veneziano e intende porre rimedio all'estrema difficoltà che si vive in città sul fronte residenziale. Questo progetto poi comprenderà anche delle altre convenzioni, sia con dipendenti della prefettura, ma anche con gli operatori sanitari, i vigili del fuoco e tutte le istituzioni veneziane che hanno un problema nel momento in cui viene vinto un concorso e ha come destinazione Venezia. Molti rifiutano la destinazione per la difficoltà a trovare alloggi a canone calmierato che gli permetta di poter pagare un canone adeguato al proprio stipendio iniziale. La difficoltà, soprattutto economica, che presenta il vivere a Venezia è riconosciuta per varie categorie professionali pubbliche, tanto che la città è considerata sede disagiata. Avremo i primi 9 alloggi che saranno messi a disposizione dei poliziotti e che in questo modo potranno avere una progettualità di vita qui a Venezia. Venezia, proprio perché è di sede disagiata, consente a loro praticamente di avere anche dei punteggi in più per quanto riguarda la maturazione dei requisiti per l'accesso a delle opportunità di trasferimento, per cui questo favorisce un turnover forte. Noi speriamo, ma sono sicuro che attraverso questi alloggi potremo favorire un progetto di vita radicato su questo territorio.